Cari fratelli e sorelle, sono grato per le parole che Monsignor Scicluna mi ha rivolto a nome vostro, ma sono io che dico a voi grazie. Vorrei esprimere la mia riconoscenza al signor Presidente della Repubblica e alle autorità, ai miei fratelli vescovi, a voi cari sacerdoti, religiosi, religiose e a tutti i cittadini e fedeli di Malta e di Gozo per l'accoglienza e l'affetto ricevuti. Questa sera, dopo aver incontrato diversi fratelli e sorelle migranti, sarà già ora di fare il ritorno a Roma, ma porterò con me molti momenti e parole di questi giorni, tanti gesti. Soprattutto conserverò nel cuore tanti volti e il volto luminoso di Malta. Ringrazio anche coloro che hanno lavorato per questa visita e vorrei salutare cordialmente i fratelli e le sorelle di varie confessioni cristiane e religiosi che ho incontrato. A tutto chiedo di pregare per me, io lo farò per voi. Preghiamo a vicenda. In queste isole si respira il senso del popolo di Dio. Andate avanti così, ricordando che la fede cresce nella gioia e si rafforza nel dono. Proseguite la catena di santità che ha portato tanti maltesi a donarsi con entusiasmo a Dio e agli altri. Penso a Don George Pecca, canonizzato 15 anni fa. E vorrei infine rivolgere una parola ai giovani che sono il vostro avvenire. Cari amici giovani, condivido con voi la cosa più bella della vita. Sapete qual è? È la gioia di spendersi nell'amore che ci fa liberi. Ma questa gioia ha un nome: Gesù. Vi auguro la bellezza di innamorarvi di Gesù, che Dio di misericordia, lo abbiamo sentito oggi nel Vangelo, che crede in voi, sogna con voi, ama le vostre vite e non vi deluderà mai. E per andare avanti sempre con Gesù, anche con la famiglia, col popolo di Dio, e per questo non dimenticatevi delle radici. Parlate con i vecchi. Parlate con i nonni, parlate con gli anziani. Il Signore vi accompagni e la Madonna vi custodisca. La preghiamo ora per la pace, pensando alla tragedia umanitaria della martoriata Ucraina. Ancora sotto i bombardamenti di questa guerra sacrilega. Non stanchiamoci di pregare e di aiutare chi soffre. La pace sia con voi.